Cari amici, bentrovati. Era il 2007 quando fui invitato a partecipare ad un programma televisivo sulla sicilianità dal titolo Sciauru di Sicilia, mandato in onda da Baia TV, televisione privata di Custonaci. La puntata era condotta da Mimmo Scuderi con Toni Prestigiacomo. Insieme a me il mio maestro, Alberto Criscenti, che avevo conosciuto qualche anno prima e con il quale avevo già condiviso tantissimi momenti legati alla poesia. Ricordo che nella puntata, oltre al mio intervento e a quello di Alberto Criscenti, ci fu pure la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli poeti della provincia di Trapani. Io e Alberto nell'occasione abbiamo recitato alcuni botta e risposta intercorsi tra noi in quel periodo. Vi presento uno stralcio video della puntata andata in onda esattamente il 10 maggio del 2007. Buona visione. Proprio continuiamo con Nino Barone, anche lui di recente poco fa ha realizzato un suo, piccolo e grande sogno. Infatti ha scritto il libro. Ti ringrazio. Volevo dare sfogo alla corrispondenza tra con me e Alberto Criscenti. Va benissimo, Quindi, perché siamo in sequenza, ne fa una lui e io poi rispondo. Va bene. Parliamo, tu hai accennato naturalmente alla poesia siciliana, ai proverbi, ai modi di dire. Esiste anche una versione, sempre in poesia, che ha per denominazione dubbio. Cioè questo è qualcosa che risale al 600, per esempio, se possiamo ricordare Pietro Furlone, che corrispondeva con altri poeti in questo modo, cioè praticamente scriveva, è sempre una poesia, con delle domande ad altri poeti, i quali dovevano indovinare e rispondere sempre in poesia. E quindi io ho scritto all'amico Nino Barone questa ottava, questo dubbio. So che da cosa chi cangia culura mi servirì tantana cantunera. Qual è dar malo l'ario di natura che in mezzi coscicciavi una lattera? Cu canto giorno e chianci quando scura, cu godi mezzi pila e fa l'arrera. Sillo si dotto e vuoi fare fiura, sciogli sti ruppa alla stessa maniera. Ora rispondi. La mia risposta. Lo semaforo fa di ciccolura, mi so avvedì tanta una cantunera. La grapa che stilaria di natura, mezzo le cosci tene una lattera. Ti chiangi la cicala quando scura, pirocchi in mezzi pila fanno urrera. Siccome tengo sempre la mia fiura, sti ruppa io li scioglie a sta maniera. Continuiamo sempre avanti con Nino Barone. Siamo in tempo delle lezioni. E poi Alberto Criscenti. No, questa è una poesia personale, poi in seguito, se ci sarà spazio, faremo un altro duetto. In tempo delle elezioni, questo periodo campagna elettorale, quindi infatti mi sarebbe piaciuto farglielo sentire agli al sindaco, però non ce l'abbiamo fatto. Comunque, si intitola, è recentissimo, Rivuglio d'elezioni. Sti belli faccemesi mura mi fanno senza pure un digestione. Di tutte le razze, tutte le colore, con capo scritto fazzo per passione. Guardate senza regola e misura, o cimitero, o stadio alla stazione, a cattedra lenta la spazzatura, mi pare che sta una persecuzione. Rivuglio c'è da tutte le quartieri, le gumitate aperte fino a tarda, ravanza porta misa andò gipperi, una faccia sorridente che ti guarda. Succhine, lisciatune e giazzeri, qualcuno sfrutta pure la mansarda. E vocazione faro consiglieri o è stanchezza dalle carasata? Ogni poesia è un successo. Continuiamo con Alberto Criscenti. Io non ricordo se di averla recitata o meno, comunque a chiusura di questa
manifestazione ritengo opportuno recitarla di nuovo, casomai se l'avessi già detto. Vabbè, no, non fa niente. E questo è un omaggio, un omaggio agli 8 comuni. Tu sai benissimo che io sono responsabile culturale di un'associazione denominata IO, che si propone di valorizzare i vari poeti, scultori, musicisti che vivono e operano in quest'area. Gli 8 comuni li sappiamo, sono Trapani, Erice, Paceco, Favignana, Valderice, Busetto, Puttonaci e San Vito lo Capo. Questi 8 comuni sono accomunati dal pronome personale io, anche se poi il linguaggio tra Trapani, Erice, Paceco insomma varia un poco, ma ci accomuna questo. Quindi io in queste due ottave ho voluto mettere in evidenza le peculiarità degli 8 comuni in cui è diffuso questo pronome personale e poi nella seconda ottava le caratteristiche delle donne che vivono in questi 8 comuni. E allora, a Santo Vito l'uturismo a vampa, a Custonaci un marmo e come l'oro, a Palazzolo Uvino e Russo Vampa, Miluna di Paceco sun tesoro. A Favignana Utunno nulla scampa, c'è l'aria fino Monti, c'è il ristoro. A Paparedda ognuno buono campa, lo sale d'una Trapani decoro. Fimmini tosti suli pacicoti, occhi di atto hanno i trapanisi, tagliata zenti li custonacioti, vi suzzuduci li favignanisi, lo coridanno li papariddoti, scacciano l'occhio li furbi mondisi, gentili sunno li santo vitara e carinusi li palazzolara. Allora, Nino Barone, che ci racconti qualche duetto, qualche... un duetto però prima deve... Il 1° di gennaio abbiamo iniziato una corrispondenza poetica con Nino e con Beppe Puntacci contemporaneamente. Estrapolata da questa corrispondenza. E allora, dalla nostra corrispondenza poetica io ho scritto questi 4 quartine quinari nei quali versi io identifico Nino Barone come il nuovo Giovanni Meli, che è riconosciuto come il più grande poeta siciliano dialettale. E allora, si versi gririmi su vero gioi, paraggia ai toi nudo li fa, su versi limpidi, lucori canta, mostrano tanta sincerità. Ci trovo l'anima, l'amore coglio, senti li voglio sempre di più. Palora pigliano l'umare i cieli, lo nuovo meli per mia sei tu. Io ho risposto alla stessa identica maniera, come senso metrico. Sti due valori, Berto chi manni, l'uscio e chi spanni, spiego perché. Sì, gran poeta, mascio di vita, pinna o matita vale per tre. Sogno una puzza in capo sto ciuri, trovo sapori sempre di più. Coglio profumo, tanta dolcezza, d'una ricchezza, ciuri sei tu.